Marcello Ibba, riparte il Cus Cagliari, c'è una Serie A2 da giocare, quali le novità, con quale animo ormai iniziate a lavorare? Sì, iniziamo stasera proprio sul campo, il nostro nuovo anno. Come abbiamo già detto, come ha già detto il nostro presidente Marcello Vasapollo, noi ricominciamo da zero, praticamente è un anno di ripartenza del Cus. Abbiamo fatto 5 anni di Serie A1, anche con grandi successi, poi per tantissimi motivi che non sto qui a ripetere perché conosciamo tutti, siamo in A2 e dalla 2 vogliamo ripartire. Siamo partiti con 0 giocatrici e piano piano abbiamo costruito, secondo me, una squadra che potrà dire la sua in questo campionato. Qual è il bagaglio di conoscenze che vi portate dal livello superiore? Insomma, è un'esperienza importante, c'è stato il record di 2 anni fa con quella partecipazione al playoff. Qual è l'animo di una squadra che, come hai detto tu, riparte da capo? Ma no, io direi di fare tesoro e di mettere un po' da parte l'A1. Tra A2 e A1 c'è una differenza importante. Io ho fatto 5 anni di A1 e vedo che adesso per tutta questa estate ho visto partite di A2, c'è un po' di differenza, però questo lascio il tempo che trovo. Noi stiamo ripartendo, noi abbiamo un gruppo dove ci sono tantissime giocatrici giovani, come qualche altra squadra sarda, mi riferisco soprattutto a Selargius e Virtus, stiamo mettendo delle nostre giocatrici giovani che in A2 possono giocare, cioè possono dire la loro. L'A1 è uno step troppo alto forse per adesso, per le giocatrici caglieritane. Quindi a questo punto ripartiamo, riproviamo, cerchiamo di fare il massimo. Dal tuo punto di vista, capo allenatore, dopo l'anno scorso, 2 anni fa ti abbiamo visto al fianco di Antonello Restivo, come stai vivendo questo momento? Anzitutto dico grazie ancora a Antonello, di cui sono estremamente amico, fraterno. Ovviamente lui non vuole, vorrebbe provare a fare giustamente il professionista da altre parti e ha lasciato questo spazio a me. Io sono felicissimo di questa scelta societaria e credo sono motivatissimo. Ho già fatto femminile a buoni livelli, non voglio dimenticare l'astro di qualche anno fa di B1 che a parte la straniera un po' assomiglia a questa A2, quindi sono prontissimo. Torniamo agli aspetti tecnici, che linea tecnico-tattica avete seguito nel costruirlo? C'è un mix di giovani e qualcuna più esperta? Esatto, aiutaci un po' a delinearlo. Sì, abbiamo avuto la fortuna di riuscire a trovare 2 giocatrici importanti che sono Riccardi e Bungaite. Bungaite la straniera, Riccardi è una ragazza di esperienza che ha già calcato numerosi campi di A2, l'anno scorso era a Palermo, ha fatto tanti anni a Battipaglia, a Torino eccetera, quindi ha una grandissima esperienza. E tutte le altre sono tutte ragazze che hanno un'occasione importante nella loro carriera sportiva. Parlo per esempio di Federica Lesiani, che è il playmaker titolare, che viene da una promozione a Spezia. Sono tutte ragazze che hanno una chance importante, come ce l'ho io, ce la devono avere loro. Questo credo che sia il leitmotiv di questa stagione, un'occasione importante per tutti. Quindi obiettivo salvezza, come si scrive? Assolutamente salvezza, assolutamente salvezza. Poi vediamo. Poi la cosa meravigliosa credo che sia per tutti il fatto che siamo 4 squadre sarde e voi della stampa, in assoluto i mass media, ci daranno uno spazio, e questo non serve tanto solo a noi, ma serve a rinvigorire tutto il movimento cestisco femminile che ne ha bisogno. Allora, per chiudere, visto che mi hai fatto l'assist, domanda d'obbligo e comune anche alle altre realtà, l'obiettivo è anche essere la migliore sarda? Chi vince il campionato sardo? Ma così sulla carta dico in assoluto Virtus. Secondo San Salvatore, io spero terzo il Cus e quarto così per adesso, perché poi è quarto l'Alghero, però tutto è possibile, basta una virgola in una stagione ti cambierà. Vorrei superare il San Salvatore, diciamo così, dai, saluto l'amico Staico.